Sono Gianni Canzian, direttore del Dipartimento delle Dipendenze, che spesso viene ancora chiamato SERT. Il nostro servizio, come dice il nome, si occupa di tutte le dipendenze da sostanze legali ed illegali e si occupa inoltre di trasmettere informazioni su caratteristiche, rischi, possibilità di trattamento rispetto a queste sostanze. La dipendenza più importante in questo territorio è sicuramente quella da alcol, non solo per le conseguenze sanitarie, che sono ben note sia come malattie che come mortalità, ma anche per le conseguenze comportamentali che portano a gravi problemi familiari, sociali e lavorativi. Anche l'uso occasionale, se eccessivo, di alcol può avere gravi conseguenze, basti pensare agli incidenti stradali, che sono la prima causa di morte nei giovani, ma anche alle disavventure che possono accadere in conseguenza di uno stato di ebbrezza. Chi ha problemi di alcol può rivolgersi al nostro servizio, dove c'è un'offerta di trattamenti sia medici che psicologici che sociali, sia individuali che familiari che di gruppo, ed inoltre collaboriamo in questo con le associazioni di volontariato presenti sul territorio, ovvero gli alcolisti anonimi e i club alcologici territoriali. La dipendenza più diffusa e che crea più vittime è invece quella da tabacco, anche se crea meno allarme perché ha meno conseguenze comportamentali e sociali. Il tabacco dà una dipendenza estremamente forte, è poco noto, ma nicotina ed eroina sono le sostanze che danno più fortemente dipendenza, ed è anche molto veloce. Già dopo pochi mesi dall'inizio il fumatore è spesso già dipendente dal fumo, anche se spesso ancora non se ne accorge. La mortalità è molto elevata, anche se a lungo termine. Il tabacco è in tutto il mondo la prima causa di morte evitabile ed in Italia ogni anno sono quasi 100.000 le persone che muoiono per colpa del fumo, di cui diverse migliaia a causa del fumo passivo, quindi fumato da familiari, amici o sul posto di lavoro. E chi volesse smettere di fumare ma non riesce a riuscirci da solo può benissimo rivolgersi al nostro servizio o anche al proprio medico di fiducia. I trattamenti sono ormai molto efficaci, quindi vale la pena provarci. Fra le altre dipendenze di cui ci occupiamo, quella d'eroina è per fortuna molto meno presente nel territorio, ma le conseguenze sono, come a tutti noto, molto gravi, mentre per altre droghe illegali la dipendenza è abbastanza rara, per cui difficilmente persone che usano altre sostanze illecite vengono al nostro servizio. Ciò nonostante i pericoli sono importanti, sia medici ma soprattutto psichiatrici. Questo soprattutto in adolescenza, perché il cervello in adolescenza è ancora in evoluzione e assumere droghe di qualsiasi tipo a quest'età rischia di portare conseguenze gravi e anche permanenti allo sviluppo della futura personalità. Al di là di queste sostanze ci occupiamo anche di altre dipendenze, quali ad esempio quelle da psicofarmaci, quelle da gioco d'azzardo, che sono attualmente in crescita, e altre. Nell'insieme complessivamente in un anno al nostro servizio vengono fra le 1.000 e le 1.200 persone. Il nostro servizio ha 2 sedi, una a Gemona, una a Tolmezzo, entrambe nei pressi dell'ospedale. L'equipe è multiprofessionale, composta da medici, sia internisti che psichiatri, psicologi, assistenti sociali ed infermieri. L'accesso è gratuito e diretto, nel senso che non occorre impegnativa medica, basta telefonare per prendere un appuntamento che in genere verrà fissato in pochissimi giorni o anche il giorno stesso se c'è una particolare urgenza. I numeri di telefono sono il 0432 98 23 12 per la sede di Gemona, 0433 488 385 per la sede di Tolmezzo. Grazie per l'attenzione e se avete bisogno di ulteriori chiarimenti o di aiuto per qualunque motivo ci trovate nelle nostre strutture.